È stato firmato in mattinata nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione industriale di Porto Marghera. A siglare l'intesa il ministro Luigi Di Maio e il governatore veneto Luca Zaia. L'accordo è finalizzato alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente e all'attrazione di nuovi investimenti. Il Ministero si impegna con 20 milioni di euro a sostenere i progetti di privati interessati all'area. Ulteriori 6,7 milioni verranno messi dalla Regione per interventi a sostegno dell'occupazione e dell'adeguamento professionale dei lavoratori. Soddisfatto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che partecipa all'accordo insieme ai rappresentanti di tutti gli enti interessati alla zona del porto. 26 milioni per Porto Marghera per il rilancio di tutta l'area di crisi complessa, anche a Murano, per tutti gli imprenditori che vorranno organizzare progetti di rilancio dell'area. La Regione ci ha messo 6 milioni, 20 milioni li mette il Ministero dello Sviluppo Economico. Sono convinto che ancora una volta un passo verso il rilancio di Porto Marghera. A seguito della sottoscrizione dell'accordo verranno banditi appositi avvisi pubblici per permettere alle aziende interessate di presentare domanda di finanziamento per i 20 milioni messi a disposizione dal Ministero. Una call effettuata a marzo 2018 ha dimostrato un forte interesse a investire nell'area, con 59 progetti di sviluppo o riqualificazione per un valore di circa 600 milioni di euro di investimento e 1000 nuovi posti di lavoro. Questa è un'area che non ha eguali al mondo da un punto di vista logistico. Ma non c'è un'altra area servita così come è servita Porto Marghera. Ha una capacità ricettiva per le imprese straordinaria e poi non dimentichiamoci mai che se lei dovesse aprire un'impresa, un'azienda a Porto Marghera, oltre ad essere servito da aereo, treno, gomma, navi, energia, lei può portare il suo cliente a bere il caffè in Piazza San Marco. Questo non lo può fare nessun altro al mondo.